Gli storici sono ormai concordi nel giudicare la Venezia Giulia come un laboratorio della contemporaneità nell'Europa centrale. Questo vuol dire che su di un territorio di limitate dimensioni si sono concentrati in maniera sfortunatamente esemplare alcuni dei fenomeni più significativi e più devastanti dell'età contemporanea. Ricordiamone solamente alcuni. I contrasti nazionali intrecciati ai conflitti sociali, le guerre di massa, gli effetti imprevisti della dissoluzione degli imperi plurinazionali, l'affermarsi di regimi antidemocratici impegnati ad imporre le loro pretese totalitarie su di una società locale profondamente divisa, lo scatenamento delle persecuzioni razziali e la creazione dell'universo concentrazionario nazista, i trasferimenti forzati di popolazione, capaci di modificare irreversibilmente la configurazione nazionale di un territorio, le persecuzioni religiose in nome dell'ateismo di Stato, la conflittualità est-ovest lungo una delle frontiere della guerra fredda. Una sintesi, potremmo dire, delle grandi tragedie del secolo scorso concentrata su questo fazzoletto di terra. Vicende del genere hanno naturalmente generato memorie dolenti e spesso contrastanti, che hanno a lungo rappresentato, più che una ricchezza, una piaga difficile da rimarginare. Di fronte al peso del passato, gli autori di questo documentario e della pubblicazione che lo accompagna non intendono certo puntare alla costruzione di una sorta di memoria condivisa. Le memorie, infatti, momento tipico di soggettività e mattone essenziale della ricostruzione storica, non vanno manipolate. Al contrario, riteniamo che il fondo della vita civile e della crescita democratica di una comunità stiano proprio il riconoscimento e il rispetto delle diverse memorie. In questo senso ci sembra fondamentale il passo che hanno compiuto congiuntamente i presidenti delle Repubbliche d'Italia, Slovenia e Croazia il 13 luglio 2010, quando hanno reso omaggio assieme alla ex sede del Narodni Dom di Trieste e dal monumento agli esuli istriani, fiumani e dalmati. Abbiamo scelto quindi alcuni luoghi che si prestano a simboleggiare le logiche di violenza legate ai contrasti politici, nazionali e razziali che hanno travolto la società giuliana del Novecento. Certamente la violenza non è stata patrimonio esclusivo della storia novecentesca. Episodi di violenza politica non sono mancati a Trieste nei decenni precedenti la Grande Guerra, ma con il primo conflitto mondiale tutto cambiò. La carica di antagonismo che si era accumulata nei decenni precedenti, esasperata dall'esaltazione della forza compiuta da buona parte della cultura tardo-ottocentesca, esplose in maniera devastante. La violenza divenne così elemento corrente ed essenziale della lotta politica, in un crescendo che trovò il suo culmine nel secondo conflitto mondiale e nel seguente dopoguerra, quando le logiche della guerra di sterminio e della violenza rivoluzionaria di massa travolsero la società civile. Venne così meno la tradizione di convivenza e di integrazione che aveva caratterizzato Trieste nel Settecento e per buona parte dell'Ottocento, prima dell'affermarsi delle identità nazionali e della politica di massa. Partendo dunque da queste considerazioni, abbiamo costruito un itinerario fra i luoghi simbolo della violenza novecentesca in quella parte del laboratorio giuliano che coincide con il territorio dell'attuale provincia di Trieste. Come fenomeni periodizzanti abbiamo scelto lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e l'esodo dei Giuliano-Dalmati, perché all'interno di quest'arco temporale che i meccanismi generatori della violenza politica espressero il massimo della loro efficacia. Quello che vedrete non è affatto un elenco completo degli episodi di intolleranza nazionale e politica del Novecento e non è nemmeno un albo delle vittime di quelle ripetute stagioni di morte. Semplicemente è un possibile percorso, fra i molti che si possono disegnare, che può agevolare chi viene a Trieste, ma anche quanti ci vivono, nell'accostarsi in maniera rigorosa e rispettosa alla storia giuliana del secolo scorso. Per approfondire gli argomenti toccati nel documentario, consigliamo la consultazione della guida Un percorso tra le violenze del Novecento nella provincia di Trieste. Sia la guida che il documentario sono frutto della collaborazione
tra la provincia di Trieste e l'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia.